Le comunità ecclesiali di Favara, Palma di Montechiaro, Ribera, Licata ed Agrigento sono in festa per l'ordinazione sacerdotale di 6 diaconi originari appunto di questi centri della provincia. La cerimonia, presieduta dal vescovo Don Franco Montenegro, si è svolta presso la cattedrale di San Gerlando, alla presenza, oltre che dei parroci della diocesi di Agrigento, anche di centinaia di fedeli. All'importante appuntamento non potevano mancare gli amministratori comunali. Per il comune di Favara c'erano il sindaco Domenico Russello e l'assessore alle politiche giovanili Carmelo Vitello. I 6 neopresbiteri sono il 33enne Carmelo Rizzo di Favara, il 26enne di Palma di Montechiaro Salvatore Attardo, i riberesi Giuseppe Colli e Giuseppe Lendini, entrambi di 25 anni, il 35enne licatese Salvatore Cardella e l'agrigentino Gerlando Casula di 26 anni. Carmelo Rizzo per 6 mesi ha svolto il suo ministero diaconale presso la comunità di San Giovanni Gemini. Visibilmente emozionati erano i parenti e gli amici di Don Carmelo, che hanno assistito al raggiungimento di una scelta di vita voluta e cercata dallo stesso giovane favarese. Prima dell'ordinazione, nel corso della sua omelia, il vescovo Montenegro ha ricordato ai 6 diaconi che per essere dei buoni sacerdoti non occorre guidare una grande parrocchia, ma di svolgere la propria missione con impegno e sacrificio, come fece padre Pino Puglisi, che pagò con la vita le proprie scelte basate sul servizio della comunità. Nel corso della cerimonia i momenti più significativi sono stati l'imposizione delle mani, gesto questo con cui il vescovo trasmette al neopresbitero il dono dello Spirito Santo, e la preghiera consacratoria con cui si chiede a Dio la speciale grazia divina di cui ha bisogno l'ordinando per compiere il proprio ministero. Subito dopo la preghiera un caloroso applauso ha salutato i 6 nuovi sacerdoti. Adesso Don Carmelo Rizzo è atteso nella sua comunità ecclesiale, ovvero quella di Favara, dove lunedì prossimo, presso la Chiesa Madre, celebrerà la sua prima messa.